Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea, Francesco, buongiorno. Grazie alla nostra regista dalla bellissima voce, oggi un po' raffreddata, però è sempre bella. Un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, un abbraccio a Matteo, sempre, all'amico Matteo, prima di tutto amico, e un saluto a quelli che sono i nostri radioascoltatori abituali, da Bruna, Nicolò, Giovanna, alla nostra Tina che accudisce la mamma di 102 anni, e ai gatti da Gregorio a Tilli e avanti di questo passo. Un abbraccio fra virgolette democratico, per modo di dire. È sempre affettuoso, l'amore va oltre le strutture dell'uomo, però perché democratico per il fatto che noi abbiamo preso come punto di prospettiva per analizzare i dati non solo della cronaca, ma i dati della vita dei nostri popoli, proprio questo aspetto, cioè la discrasia tra la democrazia e quello che in realtà viene attuato. Da cosa è data questa discrasia? Semplice. La democrazia, democratos, potere del popolo, implica la libertà per poter scegliere ciò che si deve fare, per poter assumere le decisioni. Quindi richiede senso di libertà che parte fin dalle prime organizzazioni sociali, dalle associazioni ai rapporti di vicinato, ai comuni. Perché se si forma questa capacità di confronto, di gestione dei rispettivi rapporti, si possono poi assumere delle decisioni che danno luogo a un kratos, a un potere di questo insieme di soggetti collettivi, soggetti individuali, che costituiscono il popolo. Questo di base. Quindi la libertà e i confini di questa libertà, confini che devono essere sempre, attraverso l'esperienza, sempre meglio precisati, in modo che essi agiscano da elemento virtuoso per fare in modo che l'insieme dei soggetti del popolo, quindi il popolo, possa assumere nel modo migliore le sue decisioni. Questa è la democrazia. Diverso è l'approccio che oggi si contrappone, che è quello di origine dettato da Karl Halevi Marx nei suoi scritti, e che parte da un concetto diverso, un concetto di massa, cioè un insieme di persone, di soggetti che sono determinati dai loro interessi, quindi categorizzabili come massa. Non è più popolo libero, è massa. Massa che trova la sua l'espressione del suo, non è suo neanche, di una qualche rilevanza nel potere delle strutture nei quali viene inglobato e attraverso i quali funziona. Strutture che evidentemente devono essere poste e regolate da illuminati, da chi ne sa di più, da chi è più bravo degli altri. E queste strutture sono quelle che detengono, che conducono alla verità, che costituisce
elemento di salvezza, le strutture sono l'elemento di salvezza di queste masse. Questa è la concezione socialista. Chiunque abbia appena un poco letto gli scritti di Marx e dello stesso Gramsci mi dirà, non potrà che confermare quello che sto dicendo. È una costruzione razionale effettuata dall'esterno, ricorda un po', anzi parecchio, come impostazione quella del Sinedrio. Teniamo conto che Marx era ebreo ed apparteneva a una famiglia di alta responsabilità rabbinica, e quindi la struttura, l'impronta è un po' quella del Sinedrio, l'organo religioso politico che ha ordinato l'assassinio politico di Gesù Cristo. Queste sono le due concezioni. Una concezione democratica che non può prescindere dalla libertà, l'altra che si affida a strutture costruite da illuminati attraverso le quali essere meno pressato, essere meno oppresso di quanto potrebbe essere. L'una è una concezione della dignità dell'uomo, l'altra del gregge. Il gregge che ubbidisce a un pastore. Il pastore in questo caso è colui che detiene il potere di regolare la struttura. Ecco, queste sono le due concezioni. Davanti alla concezione libertaria, quella della libertà, ovviamente si creano tutte le discussioni e i possibili litigi per l'affermazione tipica dell'uomo di una libertà maggiore per sé rispetto a quella concessa agli altri. Ed ecco la necessità delle regole, della legge che deve ubbidire a un diritto, cioè norma generale, naturale, che soddisfi le esigenze naturali del popolo, che lo tenga in pace, che regoli i suoi rapporti e li regoli nel modo migliore. Questa è la funzione del diritto. Dall'altra parte la concezione di diritto è diversa, e cioè è una concezione che parte dal presupposto che il meglio sia il miglior funzionamento delle strutture. Quindi quel diritto è sostanzialmente il diritto delle strutture, non della massa. Diritto delle strutture perché di riflesso la massa ne gode piuttosto che essere maggiormente oppressa. È una concezione comunque di oppressione. Quest'altra, quella democratica, è una concezione di libertà. Sono i due parametri che oggi si presentano davanti a noi e li vediamo anche nella vita pratica. Dopo il trentennio socialista siamo di fronte a una vita che è regolata da moduli, protocolli. Se non sottoscrivi quel modulo rischi di non avere il gas, la luce piuttosto che il telefono. Se lo sottoscrivi puoi averli. Il modulo, il protocollo. Cioè sei vincolato a qualcosa che non puoi discutere, non hai libertà. Sei regolato da qualcuno che fa il tuo bene. È così e se vuoi è così, se non vuoi fatti i tuoi, crepi. Questa è la concezione strutturale. L'altra è io mi regolo all'interno di quello che mi viene offerto dalla società, quindi anche dal mercato, e vediamo di contrattare, di valutare come può essere al meglio adeguato alle mie esigenze, perché quelle che partono dalla cui parte l'interesse è la mia esigenza, non quella degli altri, non quella della struttura. Deve combinarsi eventualmente con le esigenze della struttura, ma è la mia libertà, quella che conta, quella che io affermo. Ora, queste due concezioni sono state ben messe a bolla
dallo stesso avversario, persona alla quale non ho mai riservato grandi simpatie, che è l'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale nell'ultimo discorso, cadendo dal pero, ha detto una cosa verissima. Sempre ascoltare gli avversari, specie quando sono in difficoltà, perché ti dicono le cose come stanno. Ha detto una cosa verissima. Ha detto che i potentati, quelli che la cultura socialista americana, i Clinton, Obama, lui stesso, Joe Biden, hanno coltivato e hanno allevato, quei potentati che si sono sviluppati in questa cultura sono un pericolo per la democrazia, cioè sono praticamente il contrapposto rispetto alla democrazia e appartengono esattamente a quella visione socialista che è stata portata avanti dai Clinton, da Obama, da Biden. E che in mezzo, mediante il quale queste strutture, questi superpotentati si mantengono, sono le fake news, cioè quella che è la desinformatia. La cultura della desinformatia. Raccontare le cose per quelle che non sono. Fare diventare realtà quello che in realtà non è. La cosa può valere, ripeto, perché nella religione, perché è una religione socialista, viene dato per presupposto, per razionale, per scientifico, che è scientifico nella sua costruzione. Peccato che alla base abbia la negazione della libertà della persona. La democrazia è fondata sulla libertà della persona. È un'altra cosa. Quando la Lega parla di Europa dei popoli, di federalismo, di autonomia, parla di quello. Ne parlerà male, sbaglierà anche, per carità, tutti sbagliano. E poi ci vorrà anche una maggior preparazione, perfettamente d'accordo. Però di qua si parla di libertà, di là la si nega. E lo dice in prima persona lo stesso Biden. L'alfiere di questa tendenza, l'icona del PD italiano, che tra l'altro è retto da una attivista proprio del socialismo americano, del Democratic Party americano. Ora, questo tutto bello in teoria, forse è chiaro, se non è chiaro io riconosco i miei limiti e vediamo ad esempio, di attaccarlo, di agganciare questo concetto a qualcosa che è successo, di reale, che conoscono tutti. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa, come esempio lo riproponiamo anche questa settimana. Vi è stato detto, vi è stato raccontato che il governo italiano ha fatto in modo che sfuggisse alla giustizia un criminale, un probabile criminale, quale il generale libico che è stato rimpatriato immediatamente. Vi è stato raccontato questo. Abbiamo visto già settimana scorsa che in realtà questa Corte Penale Internazionale è un ente staccato anche dall'ONU, staccato da ogni organizzazione internazionale, è un ente sovraordinato che ha natura diplomatica. Non è un organo di giustizia che fa parte di un ordinamento di giustizia, quindi non ha a che fare con un ordinamento giuridico, con un diritto. È un organo diplomatico costituito che ha funzioni di assicurare di punire sostanzialmente i responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Si riuniscono 48, 50, 51 stati, decidono di creare un organo diplomatico di quel tipo. Organo diplomatico vuol dire dipende dai governi,
gli Stati membri, un organo diplomatico di quel tipo, non dipende da nessun ordinamento giudiziario, lo creano e decidono che nel caso di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, quell'organo è incaricato di procedere, in particolare all'interno degli Stati membri. Ma ripeto, è un organo diplomatico, tant'è vero che non è che vengano eletti giudici all'interno di un ordinamento, scelti giudici all'interno di un ordinamento, no, sono soggetti che hanno le garanzie diplomatiche perché hanno le stesse immunità che spettano ai diplomatici e che sono scelti fra giudici piuttosto che diplomatici, piuttosto che docenti universitari, piuttosto che avvocati. Questo il quadro, quindi comincia a essere un organo che non è un organo di suprema giustizia, è un organo diplomatico, il quale, come tutti gli organi diplomatici, ubbidisce un qualche potere. Il potere che in questo caso non abbiamo capito bene a chi appartenga e a chi sia in mano. Sappiamo per certo che non è in mano al governo italiano. Ora, questo l'abbiamo capito tutti. Ora, questo però lo Stato italiano è stato membro. Questo organo che inquisisce il delinquente, il criminale, il presunto criminale in questione, lo inquisisce fin dal 2022, cioè 2 anni e mezzo fa. E il criminale in questione gira tranquillamente per 2 anni e mezzo in Europa. La richiesta di ordine d'arresto viene reiterata il 2 ottobre dell'anno scorso e quello per altri 3-4 mesi gira tranquillamente e nessuno lo tocca. Quindi l'organo diplomatico ritiene che non debba essere toccato. Gli stati ritengono che non debba essere toccato. Vediamo il prospetto di una concezione democratica. Concezione democratica vuole che se gira per casa uno che è un potenziale ladro, tu lo prendi, lo accompagni alla porta e lo mandi a casa, perché comunque sia prudente fare così. Questa è la concezione del buonsenso, la concezione democratica, il potere che dovrebbe spettare a ciascun popolo. Nelle organizzazioni, queste organizzazioni sovraordinate, questo no. Questo qui può aggirarsi, va negli studi di avvocati, si reca negli enti europei, perché si reca negli enti europei ufficiali, gira briga e nessuno gli può dire niente. E nessuno gli dice niente, lo controllano 500 volte fermandolo per strada da tutte le parti, controllano che sia lui, segnalano che è presente sul territorio, fine il discorso. Finché un bel giorno viene emanato l'ordine d'arresto. Ora, in una situazione di questo tipo, di un organo diplomatico, quindi che dipende dai governi, come minimo compete all'organo di governo, dal quale latamente dipende l'organo che emette il mandato di cattura, il controllo del provvedimento, capire che roba è. E si capisce appena guardandolo che è una roba della cui non solo nullità, non ci sono dubbi, ma addirittura della sua esistenza giuridica di quella roba lì. E il governo italiano fa quello che in democrazia si sarebbe fatto fin dal primo momento, cioè si prende il soggetto e lo si manda a casa, perché farti girare per casa uno del genere, anche se non ancora richiesto di essere fermato, è meglio non averlo, è meglio mandarlo a casa. E fa quello che va fatto. Bene. In questo quadro che è abbastanza evidente nella sua generale follia, ecco che salta fuori la concezione socialista, e cioè l'organismo, anche se fa puttanate gigantesche come questa, perché questa è una puttanata giuridica gigantesca,
anche se fa qualcosa del genere, è comunque portatore di verità, ha comunque sempre ragione, agisce comunque nell'interesse della massa, non del popolo. Quindi va rispettato il suo ordine, anche se fasullo. Voi capite che è la negazione del diritto che regola i rapporti democratici del popolo, un concetto del genere. È la negazione della democrazia. Ecco perché il caso del generale libico è importante, perché è uno dei tanti segnali mediante i quali si capisce che l'assetto attuale, anche nell'Occidente, è un assetto nel quale la democrazia vacilla. Ci sono dei problemi. I grandi enti che sono stati creati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ONU e tutti gli organismi discendenti, FAO, UNICEF, tutta quella roba lì, tutti questi infiniti organismi in realtà ubbidiscono a una concezione strutturale, cioè sono strutture, o dovrebbero essere strutture, che in qualche modo regolano e incasellano, ingabbiano la massa. Non sono strutture che rispondono al popolo o ai popoli, sono strutture di ingabbiamento. Quindi vengono oggi messe in discussione e sono entrate in crisi da sole, anche perché il loro fallimento, il fallimento dell'ONU, è evidente, nata sulla scorta dell'esperienza fallimentare della Società delle Nazioni voluta dal presidente americano Wilson dopo la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1919 col Trattato di Versailles. L'ONU nasce con gli stessi scopi ammodernati. L'ammodernamento in cosa consiste? Che vengono istituiti 4 poliziotti, cioè gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Unione Sovietica e la Cina, i quali possono dire no a qualunque discussione. Ecco, questa è la differenza rispetto alla sostanziale differenza rispetto alla Società delle Nazioni. Non serve a niente. Il fallimento dell'ONU e dei vari enti internazionali è sotto gli occhi di tutti. Quindi occorre anche riprendere un valido criterio di democrazia, un valido criterio che faccia sì che le strutture che vengono a crearsi siano effettivamente al servizio del popolo, che abbiano in qualche modo un collegamento efficace con il Democratos, col potere dei popoli, tutte le strutture, compresa l'Unione Europea, perché l'Unione Europea, oggi come oggi, è una struttura burocratica creata da stati con un presunto Parlamento che in realtà è presunto e Parlamento non è. Ora, è evidente anche che le strutture democratiche create, cosiddette democratiche, create dopo la Seconda Guerra Mondiale anche nella Repubblica Italiana, vadano in qualche modo riviste, perché oggi come oggi non garantiscono la partecipazione, la libera partecipazione e il controllo da parte del popolo. Questo è un dato oggettivo. Tutti ci lamentiamo della burocrazia, in realtà la burocrazia è, così come funziona, o meglio non funziona, è retta da un'ideologia secondaria a quella socialista, nell'ambito socialista, che è il burocratismo, cioè la burocrazia fine a se stessa in quanto struttura che comunque è un bene per la massa. E più strutture burocratiche ci sono, meglio è per la massa. Ma noi
in particolare noi leghisti, non siamo massa, siamo popolo. Siamo popolo che vuole il suo kratos, il suo potere da esercitare liberamente, secondo libertà. È quel grido, libertà, 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 che sempre risuona sul pratone di Pontida, della nostra Pontida. Ecco, il quadro che ho delineato è un quadro sicuramente non completo, però è la linea lungo la quale chiunque può capire se l'azione che gli è chiesta rientra nel demokratos, cioè nella sua libertà di agire insieme agli altri per conseguire un interesse comune e insieme all'interesse comune anche i suoi interessi, oppure se rientra nel potere di un soggetto impersonale, inattaccabile, inscalfibile, terzo, il quale possiede la verità presunta, data da illuminati che non si sa bene chi siano, i Veltroni di turno, tanto per dirne uno, il quale ti dice che cosa devi fare per il tuo bene. Ecco, è la negazione della libertà. Questi sono i parametri lungo i quali dobbiamo imparare a distinguere e a operare, anche al nostro interno, anche fra di noi, perché che ci siano strutture e sistemi che sono contrari a questo concetto anche al nostro interno è verissimo, vanno superati, Francesco, scusami se se del ti caso interrompo. abbattuti. I Purtroppo criteri dobbiamo chiudere, quindi se riesci a concludere, ai purtroppo quali devo occorre terminare. ispirarsi sono esattamente questi e esplicano, direi con una certa chiarezza, la differenza fra democrazia, che significa libertà, che significa autonomia, che significa patti con gli altri, che significa confini virtuosi per delimitare e interagire con gli altri, e struttura. Il socialismo è struttura. Il socialismo, per la concezione originaria e che va sviluppata di democrazia, è con essa assolutamente incompatibile. Incompatibile nel modo più totale. Perché? Perché da un lato abbiamo un potere dal basso del popolo, demokratos, dall'altro abbiamo un potere degli illuminati che attraverso le loro strutture opprimono, schiavizzano i popoli. E l'abbiamo visto. Abbiamo in questa guerra, che è epocale, 2 popoli distrutti, in Ucraina e in Palestina, per ragioni diverse. 2 popoli distrutti. I popoli hanno dimostrato in questa guerra di non contare assolutamente niente. E addirittura gli stessi stati hanno dimostrato Francesco, di purtroppo non devo contare chiudere. assolutamente niente, ma qualcosina di più addirittura delle strutture che sono state create. L'ONU, l'Unione Europea hanno dimostrato di essere inermi, incapaci di affrontare qualcosa di spaventoso, di epocale, quale è la guerra d'Ucraina estesa al fronte mediterraneo, alla Palestina. Avete ascoltato Centro Ronchi.